te, due sentinelle di tutto ciò che c'è, due influencer d'amore sul web, due matriosche italiche per te. Happy matriosche, happy Italia, happy matriosche, panni stesi e società. Se cerchi dentro una statua non c'è. Buon Natale! Buon Natale! Benvenuta Maria, che bello venire qua. Un bacio a te Donatella, un grande abbraccio, e ad Adele pure, e a tutti quelli che ci ascoltano. Buonissime Oggi feste. è un giorno, qui in Kirghizia siamo sotto zero, ma oggi è un giorno in cui tutti gli amici, i parenti, tutte le persone che si amano si danno delle prove d'amore, diciamo così, e noi abbiamo pensato di inviare una matriosca doc che è Maria Castronovo, perché tra tutte le infinità di cose che sa, le abbiamo chiesto di darci un suo parere sul vero significato di questa festa. Maria, a te la parola. Grazie, grazie. Allora, cosa dire del Natale? Il Natale che conosciamo, specialmente in questi tempi, è il Natale della grande festa, del panettone, dello spumante, del grande pranzo, della famiglia che si riunisce, insomma, dei giocattoli che si danno ai bambini quando ci sono i bambini in casa, e quindi è la loro gioia, il loro momento di grande protagonismo, di grande attesa, che sia o per Babbo Natale o che sia per il regalo dei genitori, è il giorno della festa. E noi lo viviamo così, con i negozi pieni che cadono di cioccolati, di torroni, è la festa grande dei piccini, è Natale, cantava il Giovannino Guerreschi. Ma il Natale è una cosa invece che ci arriva dai tempi del silenzio, dai tempi in cui nessuno scriveva, in cui nessuno fabbricava grattacieli, in cui nessuno aveva la possibilità di spostarsi, da quando si era nomadi, da quando si stava nelle caverne e non c'erano neanche i supermercati che cascavano di gelati e di cioccolati e di torroni. Dal momento di questa antichità che ci dovremmo invece portare sulle spalle, non festeggiavano il Natale, ma festeggiavano il momento in cui probabilmente l'inverno piano piano se ne stava andando, le giornate se ne stavano allungando, forse avrebbero potuto uscire più spesso, magari smetterla di mangiare radici secche e magari andare a caccia e portare a casa qualche cosa da mangiare, portarla nella tribù, portarla in ciò che noi siamo stati, perché noi da queste tribù arriviamo. Se il DNA non è un problema, se la continua riproduzione della specie umana non ha mai smesso di essere continua retribuzione della specie umana. Natale è la ricerca del nostro King Kong segreto, innanzitutto, di fare questo viaggio dentro i millenni che ci hanno preceduto, e probabilmente di farlo più in silenzio che parlando, che cantando, che ascoltando Bing Crosby o Frank Sinatra, le voci calde del Natale. Andando indietro nei millenni, si trova il freddo della Kirghisia, si trova la caverna, si trovano i nostri antenati che guardavano il cielo stellato sperando di vedere il sole che si fermava per 3 giorni, si sarebbe fermato per 3 giorni e poi avrebbe cominciato il suo viaggio di risalita, di crescita, il viaggio verso la primavera, il viaggio della rinascita del sole, il viaggio della rinascita della luna, perché il Natale è la festa della rinascita. Natale, per tutte le civiltà che ci hanno preceduto, a Natale nasceva sempre un bambino. E il bambino è la rappresentazione di un mistero che si invera.
di qualcosa che succede in mezzo alle stelle, in mezzo agli asteroidi che magari ci cascano anche in testa. Adesso dovremmo dire anche in mezzo ai nostri satelliti di metallo che girano, che girano, che girano, che girano, portandoci tante comunicazioni, con la eco. E invece si guardavano le stelle perché doveva sempre nascere un bambino magico. Avrebbe potuto nascere dentro la caverna il povero Giove, riparato dalla madre, messo al riparo dalle forze titaniche e soprattutto dalla grande forza di Saturno. Poteva nascere Dioniso, no? Anche lui, accudito dai giganti, che nel frattempo si ricordarono che dovevano farlo a pezzi, ma poi Dioniso ricompone i suoi pezzi grazie a Giove che si cuce tutti i pezzi nella sua gamba e lo ripartorisce. E quindi Dioniso nasce, cammina in mezzo agli uomini, ma nasce anche il dio Mitri, a Natale nasce Buddha, nascono tutti quei bambini che dovevano illuminarci la nostra notte. I bambini che illuminano la nostra notte sono tutti i bambini del mondo. Nella fattispecie ne abbiamo scelto uno che potrebbe avere tutti i nomi delle civiltà che ci ha preceduto. Lo chiamavano Horus, Oro. Nell'antico Egitto il bambino di Iside e Osiride veniva chiamato figlio dell'oro, non di un oro da mercimonio, non dell'oro dei gioielli, ma dell'oro sapienziale che può arrivare a tutti in quella notte, un angolo di sapienza. Natale è il giorno del silenzio, Natale è il giorno della contemplazione, Natale è il giorno in cui i pastori, cioè quando gli uomini si fanno veramente umili, veramente legati alla terra, e humilitas deriva da humus, quando l'uomo ritorna a diventare terra, come i pastori accanto alle pecore, sotto il cielo silenziosissimo, molto silenzioso di Betlemme, dove adesso sparano le bombe e uccidono i bambini, e uccidono i civili. È tornato Erode da più di 2 mesi, ma è tornato in tanti luoghi della terra, troppi luoghi della terra. E non abbiamo più il silenzio in cui poter ricordarlo, perché tutto è accatastato dentro i supermercati, dentro la joie de vivre, dentro la gioia dell'oblio. Natale non è l'oblio. Natale è quando si ricorda che noi rinasciamo insieme al sole, insieme alla luce. Anche noi cominciamo la nostra risalita e la rinascita. Il Natale è tempo di bilanci. Dove eravamo? Che abbiamo fatto? E adesso dove siamo? Nuove cellule nella vita, nuovo sangue nei polsi, nuova luce nel cervello. Ma siamo accatastati sopra i torroni, gli sperlari e i panettoni. E si litiga sempre se si vuole il pandoro o quello con l'uvetta. Ma l'uvetta mi fa schifo, è meglio il pandoro, specie se ci mettiamo dentro la crema al mascarpone. La crema al mascarpone è una mangiatoia con la paglia dentro e col fiato del bue e dell'asino per poter riscaldare il nostro bambino, il bambino che noi siamo, che siamo molto al freddo e non soltanto perché siamo in Kirghisi. Siamo molto al freddo, abbiamo il cuore gelato, il cuore immerso nell'indifferenza. Un bambino nudo in mezzo al fieno ci ricorda quanto invece dovremmo essere e diventare amanti delle stelle, amanti della notte, amanti del silenzio soprattutto,
amanti di chi pretende di nascere, specialmente in una notte palestinese. Continuano a nascere i bambini in Palestina e continuano anche a bombardare gli ospedali. Continuano anche a morire i bambini ucraini, anche se il mainstream si è completamente dimenticato di darci i dati dell'altra guerra. Ma d'altra parte noi siamo destinati all'oblio. Il Natale ci ricorda che chi dimentica resta infelice per tutto il prossimo anno, fino in attesa del Natale prossimo, in cui forse la luce entrerà appunto nel cuore e magari disperderà la smemoratezza, disperderà l'oblio, disperderà l'indifferenza. La festa di Natale non ci può mai restare, non ci fa mai restare indifferenti, perché tutto il pianeta festeggia qualcosa che sta nascendo. Adesso gli ebrei festeggiano Hanukkah, la festa delle luci, ma che è legata sempre a questo momento miracoloso, solstiziale, questo momento eterno che anche gli antichi hanno celebrato con i loro altari, con i loro dolmen, cercando di puntare il foro verso la luce del cielo, che arriverà al suo livello bassissimo, no? Al suo livello basso, ma che dovrà trionfare nello zenith del mese di giugno, nel sole altissimo, nel sole che nasce veramente in un'alba incredibile alle 5 del mattino. Ecco, noi dovremmo ricordarci di ricordare, perché se non ci ricordiamo di ricordare, di stare in silenzio, di cercare chi ci ama soltanto per l'amore che diamo a loro e non certamente per un amore che riceviamo. È una donazione la nascita, è una donazione delle stelle, ma soprattutto una donazione doppia, la rinascita. 25 Grazie, dicembre Maria. rinasciamo tutti. Tanti auguri per la vostra rinascita. Grazie Maria, bellissima e poetica questa tua rivisitazione del Natale. A me fa venire in mente un film, un cartone in cui si parla appunto di morte e di ricordo, ed è Coco, questo cartone della Disney, che è basato tutto sul ricordo, perché i morti nell'aldilà vogliono essere ricordati, perché nel momento che si dimenticano loro svaniscono. Io lo trovo bellissimo e poetica questa cosa del ricordo di noi, che è un atto di presenza nel giorno di Natale per ricordare chi siamo, come tutto il buio viene e va e ogni anno è una rinascita. Questo secondo me è un bellissimo augurio per questo Natale, diciamo che ci porti ancora più consapevolezza. Questi fatti che tu hai appena menzionato sono sicuramente lezioni di storia vera che ci devono far capire sempre, ci devono spingere a protendere verso il bene. Sì. Verso il bene. Questo è un nostro compito, secondo me, dell'umanità, imparare a scegliere fra il bene e il male. Donatella, vuoi dire qualcosa? È una bellissima riflessione, sì, che fa emergere anche tutta l'importanza dell'inverno, del freddo, del ritirarsi, dello stare da soli, come dicevi tu, Maria. E abbiamo perso questa capacità, forse per la paura di rimanere da soli. Invece la solitudine è una cosa molto bella, è introspettiva e ci dovrebbe far riflettere anche, come dicevi tu, che il Natale non è soltanto all'esterno, è soprattutto all'interno. E in questo interno c'è anche il discorso della sostituzione che è stata fatta attraverso le religioni, tutte le religioni, di un qualche cosa che dice il mio è più vero del tuo, il mio Natale è quello originale. No, non è originale, è tutto preso da Sol Invictus, come ricordavi bene. Per cui è una riflessione che credo possa aiutare tutti quanti, non per perdere la gioia, ma per avere una gioia più autentica, perché troppo
semplice pensare di proiettare la gioia all'esterno quando non riusciamo a viverla noi dall'interno. Per cui quello che dovremmo fare proprio è raccoglierci, ed è quello che ci invita anche l'inverno a fare, per raccogliere di nuovo la luce che è emersa già dal 22 di dicembre, per poi andare avanti per arrivare poi al solstizio di giugno. E quindi è bellissimo. Grazie Maria, grazie di cuore per questa interpretazione, perché è quella più autentica, più vera. Non è triste, ma è molto molto introspettiva, e ognuno di noi ha bisogno di ricordare, cioè ritornare a quello che siamo veramente, anche come ricollegarci con il nostro vero passato, perché è da lì che noi proveniamo, Sì. dal nostro passato. Cerchiamo il nostro King Kong. Sì. Allora, io vorrei, per le persone che non conoscono Maria, cosa che è quasi impossibile, però diciamo che per chi non conosce Maria, sappiate che Maria è stata un'insegnante di storia e filosofia italiano nelle scuole pubbliche, poi è scrittrice e soprattutto è un'esegeta del poema di Dante Alighieri, che insomma è stato uno studio lunghissimo iniziato nel 2010, che ha portato Maria a pubblicare dei libri gratuitamente sul suo sito Maria Castronovo, giusto? Sì, mariacastronovo.it. Per Sì. cui insomma 1300 pagine di ricerca matta e disperata, direbbe il nostro Alfieri, ma che sta portando adesso, come tutte le cose vive, alla nascita di una nuova creatura, che è il nostro spettacolo, lo spettacolo che abbiamo scritto io e Maria su queste geometrie segrete che ci spiegano il vero significato nascosto dietro il poema, che è un atto di ribellione. Quando mai ci hanno detto che Dante fosse un ribelle? E invece lo era e come? E lui ha scritto questo poema per noi dell'era dell'Acquario, cioè della precessione dell'Acquario. Quindi siamo noi i destinatari di questo messaggio. E quindi io col Natale ricordiamoci di essere dei ribelli. Questo è l'ulteriore messaggio che mi sento di dare oggi. Noi abbiamo iniziato le prove di questo spettacolo che debutterà sicuramente in primavera, che porteremo in maniera itinerante in giro per l'Italia. E Maria per la Libera Università tiene diversi corsi e nel 2024 terrà il corso su Giordano Bruno. Quindi sempre comunque incontri che ci aiutino a vedere in maniera un po' divergente e alternativa le cose che invece ci viene raccontato, diciamo un po' dal mainstream. Maria, ci vuoi dire qualcosa? Perché siamo in chiusura. La ribellione deve essere soprattutto interiore. Dobbiamo ribellarci dentro di noi, ribellare a noi stessi, a tutto quello che abbiamo mangiato, a tutto quello che abbiamo sostituendo alla verità la menzogna, sostituendo il falso con il vero. Cioè, tutte queste cose qui deve partire dal nostro cuore, ribellarsi dentro. E aggiungerei che nella nostra civiltà, che comunque post rivelazione cristiana, furono due i grandi ribelli che si sono ribellati dentro e spesso li dimentichiamo, e sono Giuseppe e Maria. Maria perché non conosce il padre del proprio figliuolo, e Giuseppe accetta quel bambino come suo figlio. Sì, questa è una meravigliosa celebrazione della famiglia. Io vorrei dire che io sono sempre stata una ribelle da quando sono nata e chiaramente mi è stato inculcato, la famiglia è una cosa passata, sì, magari la famiglia del passato, perché c'è in nuce nella nuova era la nascita di questa nuova famiglia che vede l'archetipo femminile e l'archetipo maschile finalmente mescolati in maniera egualitaria, fare nascere queste nuove generazioni che ci hanno promesso la venuta di un'era meravigliosa, dell'era dell'Acquario. Quindi fate bambini perché si stanno incarnando delle anime estremamente evolute
Quindi anche come genitori dotatevi degli strumenti per ricevere queste anime, motivo per il quale è stato creato il progetto di Scuola Agire della Libera Università, proprio perché dobbiamo accogliere queste anime che stanno venendo a salvare il pianeta. È un momento magico, noi stiamo vivendo un'epoca straordinaria e dobbiamo soltanto diventarne consapevoli e dotarci dei giusti strumenti, dei giusti insegnanti come Maria, come altri insegnanti che stanno dando questi messaggi di trasmutazione della razza umana, che non è che non è il transumanesimo No, che si non sono è perché questi sono bravissimi, si appropriano dei termini e li tramutano e ci fanno quello che vogliono loro, come la politica green, sì, apparentemente green, green. poi in realtà vanno in giro con i jet, con le cose, cioè noi green e loro invece sporcano il pianeta, quindi c'è proprio, cioè, apriamo la mente, cerchiamo di andare all'essenza, a vedere veramente dov'è la verità e qual è lo scopo di questo meraviglioso passaggio su questa dimensione. Doni. Allora, con queste parole io direi di augurare davvero un buon Natale a tutti, perché mai come in questo momento è necessario. Grazie Maria, grazie a tutti. Grazie a voi, grazie Natella. Un buonissimo e bellissimo Natale. Grazie, grazie. Alla prossima. Alla prossima. Ciao ciao. Se cerchi dentro una statua non c'è, ma un cuore dolce di malinca casa lì.